Collegamento settimanale con la Regione Veneto, c'è il presidente Luca Zaia in diretta con noi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora io entro a gamba tesa su un articolo, su un titolo che ho trovato questa mattina sui giornali che va un po' in contrapposizione con quello che è stato detto nei giorni scorsi, soprattutto da lei. Qui si parla ancora di accoglienza, si è parlato molto alla Mostra del Cinema e c'è una sua dichiarazione, almeno riportata dal Corriere del Veneto, dice Zaia: chi fugge dalla guerra avrà un posto. Quindi lei torna indietro, nel senso che c'è la possibilità di ospitarli queste persone che arrivano. No, guardi, siccome siamo sempre di fronte a sintesi giornalistiche, Sì. Io ho detto quello che dico sempre anche a voi, che i veneti non hanno problemi ad ospitare chi scappa dalla fame, dalla guerra, dalla morte sicura. E ho anche aggiunto che le immagini dei siriani ci fanno capire qual è lo stereotipo del profugo. Di certo ho anche aggiunto, profugo non è magari l'immigrato che arriva qui da noi in perfetta forma fisica e con l'iPhone in mano, questo ho detto io. Sì. Poi giustamente la sintesi giornalistica per fare i titoli porta a questo. Certo, lei è rimasto molto colpito, come tutti penso, da questa fotografia che gira sul web, che abbiamo visto in televisione, questi bambini trovati sulla spiaggia. Queste cose hanno fatto un po' cambiare idea a molte persone. Lei rimane comunque della sua idea? No, guardi, io resto colpito, ma resto colpito ancora di più del fatto che ci siano persone che restano colpite non sapendo che muoiono un sacco di bambini ogni anno di guerre, in questi naufragi o quant'altro. Cioè la vera notizia è che non so se qualcuno ancora non aveva capito cosa sta accadendo in mare. Da inizio anno ad oggi sono morti 2500 persone. Noi stiamo dicendo ormai da mesi che queste operazioni sono quelle che hanno una contabilità di morti in mare più alta della storia. Quindi vuol dire che non funziona questo sistema. Bisogna accudirli, dare risposta a questi cittadini direttamente in centri di prima accoglienza in Africa e poi lì, in base ai requisiti, identificare queste persone e garantire un corridoio umanitario solo a coloro che hanno il diritto di avere lo status di rifugiato. Che cosa si dice a Roma di questa cosa? Lei sicuramente si confronterà con i vertici del governo su questa situazione. Che cosa dicono loro? Hanno trovato un modo per risolvere la questione o si parla e basta? Ma no, guardi, Roma penso che sia chiaro che è in preda alla confusione. C'è una dichiarazione di questa mattina degli Stati Uniti, dal Pentagono, che si dice che questo esodo biblico riguarderà i territori per almeno 20 anni. E noi non possiamo pensare che la soluzione sia quella di continuare di mandare messaggi che è sufficiente arrivare in Italia. Bisogna creare i campi di prima accoglienza con la comunità internazionale nei paesi del Nord Africa e lì cominciare a occuparsi di questi cittadini. Costerebbe di meno, non ci sarebbero perdite di vite umane e avremo modo di dare garanzia ai nostri cittadini che se arriva un profugo vero, e non è come accade oggi che 2 su 3 non sono profughi. Sì, però gli stati del Nord Africa però non stanno facendo niente, nel senso non hanno nemmeno la possibilità, credo, di fare questo. Chi può fare una cosa del genere? Ma guardi, gli stati del Nord Africa possono semplicemente dare spazio a questi progetti che devono essere necessariamente dell'ONU, dell'Unione Europea. Penso all'Algeria, penso alla Tunisia, penso al Marocco, ma penso anche alla Libia. Qualcuno dice che in Libia non si possono fare centri di prima accoglienza. Vorrei fare una domanda e mi si spieghi perché invece li abbiamo fatti in Afghanistan, in un territorio di guerra pauroso. E lì ci siamo riusciti? Lì ci siamo riusciti e sono stati fatti. Io penso che tutti questi immigrati debbano entrare in questi centri di prima accoglienza, essere rifocillati, essere curati, essere identificati. Quando sappiamo la loro storia personale, sarà una commissione gestita dalla comunità internazionale che decide: sì, tu hai diritto alla protezione internazionale, tu no, sei un migrante economico che non scappi da fame, non scappi dalla morte, perché magari hai l'iPhone in mano ed è dichiarato che vieni da un paese, che so, il Senegal, che non ha questi problemi, però gli immigrati del Senegal arrivano. Però noi sappiamo com'è la burocrazia in Italia, se utilizziamo la burocrazia italiana nello stesso modo che conosciamo tutti, sarà un po' difficile riuscire a identificarli tutti in breve tempo. Direi che innanzitutto la burocrazia italiana qui non c'entra niente, perché le identificazioni sono fatte dalla comunità internazionale in Africa e questo ci permette di non avere persone che non hanno titolo che vengono in Italia e che arrivano in Europa, ma soprattutto ci permettono anche di mandare un altro messaggio, che se tu ti imbarchi perché pensi di attraversare il Mediterraneo, ci sarà una nave che viene a intercettarti, ti dà subito soccorso, ma non ti porta in Italia, ti porterà in un centro di prima accoglienza in Africa.
volete scommettere che diminuiranno le imbarcazioni dal Nord Africa? Hai garantito? Bene, è molto chiaro il messaggio. Grazie a Luca Zaia, buona giornata. A Grazie presto. a voi. Tutto compreso, per dirla tutta. Radio